La mobilità elettrica al servizio dei turisti. Si amplia l'offerta dei bus elettrici lungo il litorale veneziano. Dopo i 4 attivi a Caorle da qualche settimana, bus ad impatto zero emissioni in atmosfera anche a Jesolo e Cavallino Treporti. E dal 19 agosto disponibili anche sulle tratte di Bibbione. La scelta di Ativò, l'azienda del trasporto veneto orientale, rientra nella politica della città metropolitana di mobilità ecosostenibile, ora anche a servizio dei turisti e del popolo dei pendolari che affolla le spiagge del litorale veneziano. Si tratta di bus totalmente elettrici a zero emissioni di CO2 e ridotto inquinamento acustico, e l'attivazione anche a Jesolo, Cavallino e Bibbione chiude il cerchio di una mobilità ecosostenibile in tutto il territorio del Veneto orientale. Gli autobus non inquinanti ad alimentazione elettrica sono un ulteriore passo verso quel turismo ecosostenibile votato allo sviluppo integrato, fatto di crescita economica, equilibrio ambientale e cura degli aspetti sociali, verso cui abbiamo l'ambizione di dirigerci. Sono le parole del presidente di Ativò, Fabio Turchetto. Soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci di Jesole, Christopher De Zotti, e di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Concordano i due primi cittadini nel ritenere la mobilità sostenibile un tassello della più ampia progettualità che mira a valorizzare la costa veneta, creando un equilibrio sostenibile tra sviluppo, tutela del territorio e turismo.